Le recenti dichiarazioni di Berlusconi sui processi di Milano sono un insulto alla verità, all'intelligenza e alla logica di tutti i cittadini che non hanno portato il cervello all'ammasso. Dice che la Presidente del Tribunale Nicoletta Gandus, del processo cosiddetto Berlusconi-Mills, è schierata politicamente contro di lui e quindi il lodo Alfano serve per toglierlo da questo processo inventato da magistrati di sinistra, un processo per corruzione di testimoni. L'accusa dice che Berlusconi ha corrotto il testimone David Mills con $600.000. E allora andiamo ai fatti. L'avvocato David Mills era il consulente estero di Mediaset, di Fininvest. Questo avvocato inglese era stato chiamato nel 97 e nel 98 dal Tribunale di Milano a testimoniare nei processi per le tangenti alle guardie di finanza e per i fondi neri o Liberian, dove è imputato Berlusconi. Quelle testimonianze sono state reticenti, non ha detto tutta la verità. E chi lo dice? Il pubblico ministero, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, Antonio Di Pietro? No, lo dice lo stesso Mills. Mills, in una lettera inviata al suo commercialista Bob Brennan, scrive: il modo in cui ho reso la mia testimonianza, non ho mentito ma ho superato curve pericolose, tenne fuori Mr. Berlusconi fuori dai guai nei quali l'avrei gettato se solo avessi detto tutto quello che sapevo. Alla fine del 1999 mi fu detto, scrive sempre Mills, dopo le mie testimonianze reticente, che avrei ricevuto dei soldi a titolo di prestito a lungo termine, ma non li ho mai restituiti, o di regalo, che invece sempre questi $600.000. Ma perché scrive questo Brennan, il suo commercialista? Perché quei soldi non li poteva giustificare. Sono soldi che lui ha ricevuto estero su estero in nero da un manager Fininvest, tale Bernasconi, ora deceduto. Il suo problema era che non poteva dichiararli al fisco, avrebbe dovuto dire che è denaro ricevuto per testimoniare il falso. Quindi non li denuncia al fisco inglese, ma avvisa il suo commercialista perché teme che i magistrati possano perquisire il suo ufficio e scoprire delle tracce di questi soldi in nero. Poi cosa accadde? Brennan denuncia il suo cliente David Mills al fisco inglese. Dice: certo, mi parve tutto molto strano. A che titolo Mills riceveva soldi da Berlusconi? In quella dichiarazione c'era un collegamento sufficiente che mi indusse a credere che io avessi il dovere di riportare la questione all'ufficio antifrode fiscale di Sua Maestà Britannica, per lasciargli decidere se il collegamento tra il denaro e quelle testimonianze reticenti esistesse. Anche il socio dello studio di Brennan, Baker, conferma: lessi la lettera di Mills, Brennan mi chiede quale fosse la mia reazione e io gliela dissi. Concludemmo che non c'era altra scelta che riportarne integralmente i contenuti all'antifrode. Pensate al comportamento etico di Brennan. È il commercialista di Mills, viene pagato da Mills e invece di salvarlo dalle grinfie del fisco inglese lo denuncia. Immaginatevi un commercialista italiano. Ecco, così nasce il processo Berlusconi-Mills. Nasce in Inghilterra. Altro che dei magistrati italiani, comunisti o anti-berlusconiani. C'è pure il verbale di Mills che alla procura milanese confessa: sì, quella lettera l'ho scritta io. Quindi c'è una lettera autografa dell'imputato Mills che dichiara la sua colpevolezza, una prova schiacciante. Poi uno si chiede perché Berlusconi è preoccupato per il processo, visto che con il lodo Alfano egli è immune e quindi improcessabile. Berlusconi teme che se Mills venisse condannato, nella motivazione della condanna sarebbe comunque evidenziato che Mills è stato corrotto da Berlusconi con i $600.000 e quindi moralmente colpevole. È evidente che se c'è un corrotto c'è anche un corruttore. E ora voglio fare un confronto tra l'etica politica di Berlusconi e quella dell'ex ministro israeliano Olmert. Olmert si è dimesso da poco da primo ministro perché è accusato, non è ancora formalmente incriminato, di aver ricevuto finanziamenti elettorali per $150.000 da un americano e di non averli dichiarati. Vi leggo ora la dichiarazione che Olmert ha fatto alla Knesset, il Parlamento israeliano, il giorno delle sue dimissioni. Sono fiero di appartenere ad uno Stato in cui un premier può essere investigato come un semplice cittadino. Un premier non può essere al di sopra della legge, ma nemmeno al di sotto. Se devo scegliere tra me, la consapevolezza di essere innocente e il fatto che restando al posto possa mettere in grave imbarazzo il paese che amo e che ho l'onore di rappresentare, non ho dubbi.
Mi faccio da parte, perché anche il primo ministro deve essere giudicato come gli altri. Dimostrerò che le accuse di corruzione sono infondate da cittadino qualunque. Errori ne ho commessi e me ne pento. Per la carica che occupo era consapevole che potevo finire al centro di attacchi feroci, ma nel mio caso si è passata la misura. Non ho nessun commento da farvi. Arrivederci a mercoledì prossimo.